7:30 della mattina e il falegname è già su, è già operativo. Poi prima mattina, Italia, prima mattina, è 8 di mattina. Sì, sono qua. Omero, Ehi, vieni dentro? ma forza, il dottor mio che passa qua. Buon rive. Sì. Ciao. Adesso ti vede il cancello. Oro, ciao. Buon via Italia e niente, dovrò tenermi la mascherina tutta la giornata. Va bene, dai, via. Fantastiche. No, ma sono vere, non sono... Fantastiche. जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, कुछ करो बेटा। यहाँ सब अपने सपनों की रेस में लगे हुए हैं, पर सपने उसके ही सच होते हैं जो दिन रात एक कर देता है उनके पीछे। आई तेरी बारी, अब तू दुनिया को जीत ले, हिम्मत से अपनी हालातों को फेर दे, मिलेगा ना मौका तुझे यहाँ बार बार, बुज़दिली को चौखट से अपनी घसीट दे, मौका मिला है तुझे। Da capire come chiuderlo dopo questo, perché non venga fuori in corsa. Adesso vedremo col tempo e fargli magari un ganzetto qua da qualche parte. Comunque eccoli qua, guarda i cassettini, sono un po'... ma che odio queste riprese, vabbè, però porta pazienza Italia. Oh, finalmente. E questi sono i famosi zappini che ho preso su Amazon, sono bellissimi, solo che per schiacciarli devi andare tanto in dentro, non sono molto morbidi, diciamo, però vabbè, insomma, una volta fatta l'abitudine apri e chiudi tranquillamente. Bello bello bello, un po' bicolor, ma giustamente vedi questo legno qua è uguale a questo, adesso dipende dalle luci. Guarda che bello qua, la mensoletta in più con il bordo qua che non mi vada giù le robe. Figata. में हंसने वालों की आज फिल्म बना दे, आग है तू राग है तू हरा भरा बाग है तू खास है तू आस है कईयों का विश्वास है, चलना है रुकना नहीं बढ़ना है झुकना नहीं करना है डरना नहीं लड़ना है मरना नहीं, जंग है तेरी आज खुद की खुद से, सड़कों पे झुंड में होने वाला कोई डरना नहीं। Oh, guarda, tac, e la si blocca per lavare i piatti, figata, quello che volevo. Italia, la prima organization, mi dispiace veramente fare le riprese così, lo ripeto per l'ennesima volta, però che te devo dire, quasi quasi dopo chiedo al falegname se è il caso che mi fa tipo dei piccoli divisori in legno leggero, fino, giusto per tenere fermi i barattoli, poi vedi qua le spezie, le posso mettere in verticale così invece che là in fondo, sì. Aspetta, continuiamo a vedere cos'altro ho combinato. Qua quello che volevo, bicchieri e tutte le cose che non cadono più finalmente. Dopo anche qua ci sarà un attimo da organizzare meglio, qua gli farò fare anche sì un altro divisorio, adesso vediamo cosa mi dice. E qua finalmente ho le posate, dopo qua da incollare credo con una goccia di silicone in modo che stia fermo. Bello. Non mi vedi tanto entusiasta? Perché? Perché ho un male alla schiena, cioè è più il dolore che la felicità, quindi porca miseria. Vabbè dai, però basta, non vado avanti altro perché non mi piace fare i video così, cioè non mi piace, come ben sai, dedicare troppo tempo ai video, giustamente, però insomma un minimo di decenza ci vuole, insomma, dai. Allora dimentichiamo un attimo la decenza. Allora qui intanto ci metterò il pentolame, questo qui assieme a altre cose li metterei nei pizzi appesi qua, ok, per risparmiare spazio e soprattutto per averli più a portata di mano, no? Qui sopra adesso ci metterei le tovagliette, ok, le tovagliette americane e i canevacci, sì, perfetto. Ho altro spazio sopra, fa vedere, va benissimo così, tovagliette e canevacci. Come vedi è stata montata anche la maschera finalmente, adesso qua dopo ci metterà tipo delle calamitine per non vederla storta così, ok, tanto io poi passo il dito qua e tiro su, quindi perfetto. Poi dentro qua, come avevo già detto, metterò un portarotolo di Scottex in modo che qua tiri su e hai lo Scottex, e sotto, perdona le riprese, vai a vedere sotto qua, tac, c'è l'altra portellina che sta finendo, la facciamo sempre calamitata perché poi là sotto c'è, diciamo,
mezzo impianto elettrico del camper. Aia, che dolore alla schiena. Ah, ma che belli, ma che belli, ma che belli, ma che belli. Belli, 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 molto belli. Perché poi vedi, sì, non è che mangio solo junk food, però voglio dire, magari hai voglia di tenerti 2 patatine, 2 robe così, e va da spazio che ti ingombrano, vedi? Tac, queste adesso possono stare, allora qua no, c'è roba diciamo da colazione, chiudi. Quest'altro di qua, esatto, che adesso è vuoto, dopo ci metteremo l'altra mensoletta, però qua vedi ci stanno da Dio. Tipo le patatine e i cracker, per capirci, no? Ah, ricordati sempre, non mi stancherò mai di dirlo, questo non è un camper, che non mi confondi con full timer e altre cose, questa è la mia casa e il mio ufficio, quindi tanta maniacalità su certe cose eccetera eccetera solo perché è la mia casa e sinceramente ho anche intenzione di tenermela, insomma cercavo una roba con una scocca eterna, con dei mobili eterni e quindi niente, Pulmin resterà per sempre, insomma. Tu cosa dici? A meno che non vinciamo alla lotteria o roba del genere, allora là, beh, insomma, con tutto il rispetto per Pulmin. Tolta adesso tutta la roba da mangiare da questo armadio, adesso qua avrò il doppio delle mensole, potrò mettermi tutte le robe della macchina fotografica, del computer, eccetera 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 eccetera. Le tovagliette sono sempre state una grandissima rottura. Aspetta, cava piano, metti qua. Ah, schiena. So, le tovagliette sono sempre state una grandissima rottura di scatole. Si potrebbero star così, non sono praticissime da prendere, però ragazzo, sono grandi, non saprei dove altro cavolo metterle, un posto pratico che non sia visibile, eccetera eccetera, insomma, quindi per il momento così. O magari vedi, se io fossi falegname mi sarei fatto una specie di piccola barchettina sotto per tenerle ferme col culetto e qua sopra un elastico in modo che tu le sfilavi e le reinfilavi dentro, hai capito? Ciao ragazzo, tutta un'altra roba, scusami che cosa antipatica, stavo guardando i commenti che mi lasci su YouTube, no? E praticamente continuo a insistere che io non vedo un circa 10% dei commenti circa, quindi a quelli che vedo metto il mi piace e uno dopo vede che non gli metto il mi piace e magari si chiede anche ho detto qualcosa di sbagliato, ho detto qualcosa di antipatico. No, semplicemente non li vedo, cioè devo andare da un'altra parte per avere tutti i commenti diciamo in lista e vedere quelli che mi mancava da mettere il mi piace, che significa che non li ho letti, insomma, hai capito? E quindi se avevano fatto una domanda non gli ho neanche risposto. Quindi sì, ti ripeto, se vedi che non ti rispondo o non ti metto il mi piace, che ne so io, sai che significa che YouTube ogni tanto fa le bizze, a me non arrivano le notifiche, cioè mi arrivano le notifiche di un 90% e l'altro 10% è come non esistesse. सोचना नहीं कुछ अब तू बन जा सन की सुनी है जमाने की आज सुन ले मन की खुद लिख हाथों से किस्मत तू अपने बिना कुछ किए पूरे होते नहीं सपने राजा है तू राज कर शेर है आवाज कर दहाड़ इतनी जोर से दहला डाल सबको मांग इतनी शिद्दत से देना पड़े रब को पैरों में बेड़ियां तो बेड़ियों को काट के हाथों की लकीरों पे छोड़ना तू बात लो वंडर समंदर है dai, sono in serafora, proviamo a entrare. Tasi che ieri la finestra aperta. Porca miseria, non mi spara le puntine, dopo le puntine del mondo. Spera in bene la schiena bloccata, vedete? Cosa che so buone combinato. Ai. Allora, lì sposta, ora qua, porta pazienza can. Ecco là. Qua, allora. समंदर है सब तेरे अंदर नाकामयाबियों का तोड़ दे तू खंडर तेरी सोच तलवार अब चीर दे पहाड़ समंदर को फर्क ना जब आती है बाढ़ काली है रात तो फिर दिन भी खिलेगा जख्म हर एक तेरा Omero vai avanti, ci vediamo domani mattina 8:30. Oro, ciao, bye.